Un anno di stop, di ristori insufficienti, di situazioni portate all'esasperazione. Il mondo dello spettacolo, teatri, cinema, concerti arriva a questa data, il 22 febbraio, senza una reale prospettiva di ripartenza. È un anno che i cinema, i teatri è tutto chiuso. Purtroppo il settore spettacolo è il primo che ha chiuso e sarà anche l'ultimo che riapre. Noi crediamo che sia utile ragionare su quando riuscire a ripartire in sicurezza e soprattutto che oltre alle persone che lavorano in grandi enti teatrali ci sono anche un sacco di lavoratori precari, liberi professionisti del settore della produzione culturale e dello spettacolo che vanno sostenuti, altrimenti rischiamo veramente di perdere un patrimonio inestimabile per il nostro territorio. Sindacato che scenderà in piazza domani a Padova e Verona, mentre stasera la luce si riaccenderà nei teatri pubblici e privati. Un gesto simbolico loro, che dalle istituzioni invocano invece provvedimenti concreti. Le accenderò le luci stasera. Ma cosa penso a fare? Spendo Sky e Enel, dopo devo trovarli per pagare le bollette. Le bollette continuano ad andare avanti. Il timore è che qualcuno ceda alla disperazione, come l'imprenditore 41enne che si è tolto la vita a Cinto Euganeo. Finisce che leggi, come è successo ieri, che un giovane tecnico disperato prende una pistola e si spara un colpo. Tu mi dirai, ma sai quanti imprenditori l'hanno già fatto dal 2008 a oggi? Bene, cosa giustifica questo? Niente, capisci? Persone che il loro mestiere era quello e fanno fatica anche a riconvertirsi perché è un lavoro che è fatto anche dalla passione. Quindi siamo preoccupati che alla fine di un anno di pandemia il bilancio sarà veramente un impoverimento complessivo.